Prova, prova. Siamo nella trasferta di Lecco, una delle sfide più difficili della stagione della Rotoplas Volano Volley, perché ricordiamo che questa squadra sta lottando ovviamente per la promozione in Serie A2 insieme a Offanengo e anche alla Costa Volpino, quindi ci sarà tanta sofferenza in questa partita, però noi siamo venuti qui soprattutto per provarci a mettere un po' il bastone tra le ruote a questa squadra e ce la proveremo a fare nel miglior modo possibile. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal centro sportivo Albione di Lecco per la 18ª giornata del campionato di Serie B1 Girone B tra la CEI2 Picco Lecco e la Rotoplas Volano Volley. Intanto vi informo, per chi stesse vedendo già le immagini, che la nostra capitana Emma Galbero ha ricevuto un mazzo di fiori per probabilmente è l'omaggio che dà la squadra del Picco Lecco alla squadra avversaria che è venuta qui in trasferta, quindi speriamo per tutti noi di assistere a un buon match e soprattutto di, come abbiamo detto sui social, dimostrare comunque la voglia di tornare a giocare a pallavolo, visto che la settimana scorsa purtroppo siamo rimasti fermi ai box, quindi ovviamente adesso dobbiamo assolutamente ricominciare a giocare, perché in un campionato così corto bisogna fare veramente la differenza. Di giocare un po' di meno ne risentirà sicuramente. Eccoci, allora, siamo pronti per assistere a questo match. Gli arbitri, i direttori di gara di questo incontro sono il signor Andrea Vaschetto di Cuneo e il secondo arbitro la signora Federica Antonelli di Genova. Stanno per chiamare in campo le due formazioni. Allora vi informo allora chi sarà lo starting player di questa partita. Allora giocheranno Jessica De Valle, Aurora Bonafini, poi scusate che guardo bene, Emma Galbero come 8, poi dovrebbe giocare Aurora Tomasi numero 11, Carlotta Petruziello, Alice Bellini, probabilmente ne ho saltata una, controllo, no, non ne ho saltata nessuna, e il libero sarà Blerona Tasciolli. Eccoci qua, allora, invece la formazione della CEI2 Picco Lecco sarà invece il sestetto tipo visto nelle ultime partite. Vi ricordiamo che all'andata, nonostante una prestazione fantastica delle nostre ragazze, Lecco è riuscita a uscirne vittoriosa per 3-1 all'Arena Biancorossa, quindi ci sarà tanto di cui parlare in questa partita. Allora, un attimo solo che do le ultime occhiate velocemente alla formazione e poi pronti a cominciare. Fra un attimo vi dico anche chi saranno le titolari, il sestetto dall'altra metà campo. Allora, un attimo solo, scusate che mi ritrovo in una posizione un po' che non è una delle mie preferite, quelle laterali, che il mio posto ideale sarebbe come sempre stare al centro. Primo servizio affidato a Aurora Bonafini per la Rotoplas Volano Volley. Battuto il servizio su Lancini. Il primo punto è per Lecco. 1-0 punteggio per fischiata d'invasione contro la Rotoplas. Allora, adesso al servizio di Ilaria Garzaro. Ok, allora il sestetto titolare invece di Lecco, ve lo dico fra un poco, intanto vediamo l'azione. Blerona Tasciolli riceve, Galbero, Petruziello salva la Recini, attacco 2-0 di Lecco, attacco credo di Rimoldi. Allora, intanto vi dico subito il sestetto titolare della CEI2 Picco Lecco. Rebecca Rimoldi, Martina Bracchi,
Arianna Lancini, Monica Rettani, Ilaria Garzaro e Serena Zingaro e il libero Anna Rocca. 2-0 punteggio, servizio a favore di Lecco con Garzaro. Bonafini, De Val si è dovuto impegnare tanto, vediamo ancora l'attacco, pallonetto, salva Aurora Bonafini, Bleronain e Petrusiello, un altro palla tirata su, vincente l'attacco di Martina Bracchi che firma il 3-0 al momento a favore della Acciai Tubi Piccolecco, che adesso sta conducendo questo primo set di partita. Servizio ancora di Garzaro. Carlotta Petrusiello. Primo punto anche per la Rotoblas con Carlotta Petrusiello. 1-3 sul punteggio. Quindi il primo punto anche dalla partita delle biancorosse è ufficialmente arrivato. Adesso pronta al servizio Alice Bellini. Servizio della nostra top score della stagione al momento. Battuto su Lancini. Rimoldi, attacco di Bracchi Murato. Ancora palla per Zingaro, che però non è andato a buon fine. Però il secondo attacco sì, sulla difesa errata della nostra formazione. 4-1 il punteggio adesso. Ovviamente bisogna vedere adesso se riusciamo a trovare la forza per reagire, ovviamente. Però c'è anche da dire che abbiamo da fronte a noi un avversario fortissimo. Fallo di Martina Bracchi che va a pestare la linea. Fallo al servizio. 4-2 il punteggio. E adesso ci sarà ovviamente il servizio di De Val. Pronto il servizio di Jessica. Battuto su la numero 3 Lancini. L'attacco, mani out di Monica Rettani. Vale il 5-2 per la Ciaitubi Piccolecco. Rotoblas Volano volley 2. Adesso al servizio va la numero 18 Serena Zingaro. Servizio su Alice Bellini, Aurora Bonafini, Carlotta con l'ausilio del muro. Però la palla resta nella metà campo di Lecco. Puro di Carlotta Petrusiello. 5-3 punteggio. E adesso mette molto bene un buon muro da parte di Carlotta, che va proprio a lei a servire, a tentare di servire nella metà campo di Lecco. Carlotta serve sul libero Rocca. Attacco, attenzione Muratta. Oh, attenzione Bonafini, un po' di distro. Attenzione Emma Galbero. Rocca Rimoldi. E l'attacco mani out di Arianna Lancini vale il 6-3. Servizio affidato a Rettani. Monica Rettani al servizio per la su Alice Bellini. Aurora in bagger. Ancora Emma. Vincente. Prova il muro Lecco, ma si spegne nella metà campo biancorossa. Praticamente abbiamo due formazioni biancorosse in campo. Possiamo dire nella metà campo bianca per Lecco e nella metà campo rossa quella Volano volley. Servizio di Emma Galbero. Poi difficoltà la formazione di Lecco. Free ball. Galbero, Carlotta, Aurora Tomasi salva e se ho visto bene la numero 2, sì, Bracchi. E poi arriva l'attacco vincente che vale il 7-3. Scusate, il 7-4. Purtroppo, scusate, ammetto che sto continuando a sbagliare i punteggi perché l'unico tabellone che abbiamo qua al palazzetto ce l'ho proprio alle mie spalle e non ho l'ausilio di Alan Berloffa di fianco a me, che tra l'altro saluto, che anche lui cura la nostra regia. E Tomasi, attenzione, metà campo, Alice Murata, free ball. Attenzione adesso, Lecco dall'altra parte, pallonetto vincente. 8-4. Qui 8-4 punteggio. Allora dicevo,
Non mi sono neanche permesso di salutare ancora i miei compagni d'avventura, ovviamente all'Andrea Zeni, il nostro scoutman, Alan Berloff, il nostro regista, e Fabrizio, che è quello che ci dà sicuramente manforte in tutte le nostre cose qua. 9-4, è arrivato l'ace da parte di Lecco, di Rebecca Rimoldi, e va ancora lei al servizio. Sempre su Bellini, ma stavolta la palla è out. 9-5 il punteggio. Alice Tomasi adesso. Scusate, Aurora Tomasi. Scusatemi. Un pochettino di ruggine ce l'ho anch'io dopo una settimana di stop senza commentare. Fa tutto il servizio di Aurora Tomasi sul libero Rocca. Rimoldi, l'attacco vincente di Ilaria Garzaro. Vale il 10-5. Vediamo il servizio di credo della numero Dio, non vedo il numero, forse la numero 5 Rettani? No, scusate, Lancini, Arianna Lancini al servizio su Emma Galbero. Carlotta, murone di Garzaro. 11-5 il punteggio. Attacco potente di Carlotta, però, che non è riuscita a sfondare il muro di Garzaro. Ancora Lancini al servizio, sempre su Emma Galbero. Aurora Bonafini, pallonetto di Alice Bellini, vale il sesto punto per la Rotoplas Volano Volley. 11-6 adesso il punteggio. Si alza il coro dei nostri tifosi accorsi qua a vedere la partita. Bonafini al servizio. Rimoldi, attenzione, salvataggio, Bonafini, Carlotta, Petruziello, salva Rocca, attenzione, palla in mezzo, attacco vincente di Lancini, in mezzo alla attacco al centro, nulla ha potuto la nostra difesa. Servizio di Lecco, credo con Garzaro. Petruziello, attacco sbagliato, vale il 13° punto per la Acciai Tubi Picolecco. Time out, pausa. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola, qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri! Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Di nuovo in diretta dal centro sportivo Albione di Lecco. La Acciai Tubi Picolecco di Gianfranco Milano sta conducendo il primo set per 13-6. Al momento la formazione di Lecco sta mantenendo la sua fama di tutta la stagione, di partire a 1000, e anche oggi non si è smentita. Servizio di su Bellerona, Emma Galbero, Carlotta Petruziello, serve sulla numero 3 Lancini. Attacco, tocca l'asta l'attacco di Serena Zingaro, numero 18. Allora, sicuramente molti di voi si saranno chiesti come mai abbiamo in campo Blerona nel ruolo di libero e è che siamo in emergenza oggi. Abbiamo tanti indisponibili che gli facciamo comunque tanti auguri di rientro al più presto, perché oggi siamo davvero molto in emergenza. Quindi ovviamente se vi stavate chiedendo il perché ci sono queste problema, perché c'è questa formazione strana in campo, è solo per quello che siamo in emergenza e abbiamo un bel po' di indisponibili. Servizio ancora di Bellini, è stata l'autrice dell'ace
di poco fa. Bonafini per Carlotta. Carlotta Petruzziello, vale il punto numero 9. 13-9 il punteggio. Quindi ovviamente c'è... Stiamo un pochettino recuperando, quindi dai, speriamo in bene. Servizio di Bellini. Battuto su Rocca. Rimoldi. Pallonetto di Zingaro che non va a buon fine. Bonafini. Emma. Galbero. Salva ancora Rocca. Palla in mezzo. Attacca col pallonetto. Lancini. Stavolta il suo attacco non va a buon fine. Ancora per Emma Galbero. Emma Galbero. 10° punto per la Rotoblast, che adesso ha accorciato le distanze. Pronto il servizio di ancora di Alice Bellini. Andiamo sul servizio. Altro ace di Alice. Vale l'11° punto, -2. Molto bene. Una... Time out per Gianfranco D'Angelo. Pausa e torniamo tra poco. Di nuovo in diretta da Lecco per trasmettervi la 18ª giornata tra Chaitubi Piccolecco e Rotoblast Volano Volley. Prima vi avevo detto dell'emergenza giocatrici, però un'altra emergenza di cui con cui stiamo facendo i conti è ace, un altro ace della Rotoblast, ancora Alice Tomasi e quella che la nostra formazione sta giocando con le mascherine FFP2 in campo. Quindi la difficoltà sarà ancora più maggiore riguardante la respirazione in questa partita, quindi potremmo restare un po' senza fiato. Speriamo che non succeda, ovviamente. Bellini, tensione, attacco passato in mezzo alle mani, peccato. Comunque si chiude una buona sequenza di Alice Bellini. 14-12 il punteggio. La Rotoblast sarà riuscita ad andare fino al -1, quindi una buona reazione da parte delle ragazze di Parlatini, che hanno fatto una buona sequenza. Adesso al servizio va Bracchi su Alice Bellini. Bonafini, attacco di Emma, salva una gran palla Rocca, pallonetto con l'ausilio del muro, però salva Blerona. Perlotta, murata un'altra volta. Scusate, no, ancora murata Carlotta Petruzziello. Adesso siamo sul 15-12. Comunque andiamo adesso Martina Bracchi nuovamente al servizio per la Chaitubi Piccolecco. Servizio out. Qua volano palloni dappertutto. Allora, servizio out 15-13. Jessica Deval al servizio per la Rotoblast Volano Volley. Battuto. Arriva l'ace. Jessica Deval. E si alza il coro. Volano, Volano. Ancora Deval al servizio per la Rotoblast Volano Volley. Stavolta Rimoldi riceve bene. Scusate, Lancini salva bene. Tomasi in bugger. Petruzziello su Rocca. Attacco al centro, pallonetto. Bonafini salva Alice Bellini. Petruzziello out. Attacco, non c'è il tocco a muro, infatti confermato dal primo arbitro. Siamo sul 16-14.
Quindi vediamo se adesso come si predispone questo primo set. Servizio erratissimo di Serena Zingaro. E siamo sul 16-15. Torna un punto di distacco tra le due formazioni. Carlotta Petrucciello su Anna Rocca. Rimoldi. Attacco. Salva Alice Bellini. Attacco di Emma Murata stavolta. Peccato. -2 adesso tra le due formazioni. Siamo sul 17-15. Allora, adesso al servizio dovrebbe andare la numero 5, Monica Rettani. Servizio su Alice Bellini. Aurora Murata. Provato una cosa. Provato a metterla nella metacampo, però era già pronta Garzaro col muro. Peccato. Forse è pronto il time out per Luca Parlattini. No, perché l'azione può riprendere con Rettani, ancora lei al servizio, la numero 5 di Lecco. Bellini, Aurora Bonafini per Emma Galbero, che qua ha neutralizzato anche un po' l'attacco il muro. Non neutralizza che la Rotoblas. Carlotta deve mandare la palla nella metà campo avversaria. E stavolta l'attacco di Lancini vincente. Vale il 19-15, che riprende un po' di distacco la formazione di Gianfranco Milano. Forse è pronto il time out. Pausa per gli sponsor, torniamo tra poco. (19-15) il punteggio al termine del secondo time out discrezionale richiesto da coach Luca Parlatini. Adesso Lecco ha adesso 4 punti di vantaggio, 6 punti gli rimangono per vincere il set. Vediamo se la Rotoblas comunque con una reazione d'orgoglio prova a riscrivere il set. Attacco al centro, salva Blerona, Tasciolli ancora per Emma. Manda in rete, peccato. Peccato da peccato. 20-15 punteggio adesso. Però dai, siamo stati comunque in grado nella prima metà del primo set a fare un gran rimontone. Quindi dai, vediamo se la Rotoblas saprà stupirci ancora. Attacco di Aurora Murata. Vale il 21-15. 6 punti di distacco tra le due formazioni. Comunque sta di fatto che stiamo affrontando probabilmente la squadra, una delle squadre più forti del campionato, insieme a Ofanengo e a Costa Volpino. Ancora Emma. Oh, attenzione. Alice Bellini, buona fine al centro per Alice Bellini. Bello l'attacco di Alice Bellini. Vale il 16° punto per la Rotoblas. La capitana Emma al servizio. Ok, riceve la palla. Il primo arbitro fischia. Vediamo il servizio della giovane schiacciatrice roveretana con origini milanesi. Servizio, attacco out. Sì, non c'è toccamuro, quindi siamo sul 17-21. E ancora Emma Galbero al servizio. Vediamo il servizio ancora di Emma. Prendono la palla al centro. Stavolta vincente l'attacco di Ilaria Garzaro. Vale il 22-17. Adesso al servizio col numero 1 Rebecca Rimoldi per Lecco. Battuto su Alice Bellini. Aurora Tommasi si deve impegnare in due. Attenzione, in due sulla palla. Pericolosissimo questo.
Muro 1. A muro 1. Alice Bellini vale il 18° punto. 18° punto. Murata singola di Alice Bellini è bastata per neutralizzare l'attacco. Aurora Tomasi al servizio per la Rotoblas. Volano volley. Battuto il servizio. Centro. Pallonetto di Bracchi che non va a buon fine. Bellini da una mano veloce. Attenzione. Prova. E rimane fa un miracolo Anna Rocca. Pallonetto di Bellini. Salva Rimoldi. Stavolta Rocca in bagger per l'attacco di Lancini. Pallonetto. Attenzione Galberi in bagger. Carlotta Petrusiello. Murata. Bellini. Serie di rimpalli a rimpalli. Attenzione. Arriva finalmente l'attacco vincente. Però qua non so cosa dire. Forse qua non... Peccato. Qua c'era un quarto tocco nettissimo, però c'è anche una minima protesta da parte della tifoseria nostra, ovviamente. Però era abbastanza evidente questo quarto tocco. Blerona Tasciolli. Jessica neutralizza l'attacco Lancini. La parte alta Bracchi. Salva stavolta Emma Galbero. Bonafini. Alice Bellini. Attacco out. Peccato. Adesso c'è il set ball per la Acciai Tubi Piccolecco. 24-18. Con Arianna Lancini, direi, al servizio per la formazione bianca. Riceve Blerona. Bonafini dall'altra parte. Bellini. Murata. 25-18 finisce il primo set. Adesso pausa sponsor e torniamo tra poco. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel
Dunque il primo set si è concluso a favore della Chaitubi Picolecco 25-18. Comunque delle note positive in questo primo set da parte della Rotoblast ci sono state, comunque, perché in un momento che ne stavamo prendendo di santa ragione comunque abbiamo avuto una grande reazione e riuscendo anche quasi a pareggiare i conti, facendo una gran bella rimonta. Quindi comunque una nota positiva comunque in questa emergenza comunque siamo riusciti ad averla. Parte il secondo set con il primo servizio di Lancini che fa il primo ace del secondo set, che vale il 1-0. Ancora il servizio di Lancini su Blerona Tascioli, che stavolta riceve bene. Pallonetto di Bellini che non va a buon fine. Attenzione adesso dall'altra parte Bracchi, va vincente l'attacco 2-0. Servizio di Lancini, Bonafini, Bellini, Muratta. Sarebbe andato in campo lo stesso. Servizio, cioè scusate, muro vincente, vale il 3-0. Non è stata una bella caduta di Carlotta, speriamo non si sia fatta nulla di male. 3-0 il punteggio adesso a favore della Chaitubi Picolecco. Bellini, Murata, 4-0. Partenza 1000 di Lecco che riesce ancora una volta a fare un buon... Tanto la palla mi sa che è andata giù per le scale. Eccola qua, infatti Emma Galbero rispunta dal tunnel. Time out per la Rotoblast. Pausa. Sponsor. Nuovo in diretta dal centro sportivo Albione di Lecco. 4-0 il punteggio a favore della formazione di Gianfranco Milano, che ha ripetuto esattamente al fotocopia il primo set, partendo a 1000 con una grande sequenza. Servizio di Lancini su Leonora Tasciolli. Carlotta Petrosiello salva la numero 1. Rimoldi. L'attacco di Bracchi, stavolta Murata da Alice Bellini. Primo punto anche per la Rotoblast in questo secondo set. 2-1-4 adesso. Aurora Bonafini adesso al servizio. Servito sul Zingaro. Bracchi sfonda il muro di Deval e Bellini. 5-1 il punteggio. Servizio su Bellini. Bonafini. Deval subito. Palla in campo. Sì. Adesso Alice Bellini al servizio.
tutto il servizio su Lancini. Bracchi. Mamma mia, Bracchi, che bomba ha tirato. 6-2. Una bomba assurda. Nonostante il fisico che dalla mia postazione mi sembra veramente molto magra e di non avere un braccio così grosso. E comunque ha sfoderato una potenza disumana proprio. Punteggio adesso di 6-2 a favore di Lecco. Bracchi proprio lei al servizio su Alice Bellini e Bonafini. Emma Galbero su Anna Rocca. Pallonetto di Monica Rettani. Partita veramente a bomba questa formazione guida di Gianfranco Milano in questo secondo set, che sembra aver preso un po' le misure alla nostra formazione in emergenza, però come ho detto siamo anche in emergenza. Però nulla toglie, servizio sbagliato di Bracchi, nulla toglie però alla gran prestazione di questa squadra, quindi non sto qua assolutamente a dire che non meritano questa cosa di essere così in vantaggio, perché ci mancherebbe altro. Aurora scusate, Jessica De Val. Rimoldi, l'attacco di Rettani vincente. Ma questa era clamorosa, non l'ha toccata nessuno. E vabbè, peccato. Purtroppo qua non c'è il video check che può intervenire sugli errori arbitrali, però questo è il secondo clamoroso non visto dalla terna arbitraria, diretta dai signori Vaschetto e Antonelli. Però nono punto adesso per la Acciai Tubi Picolecco, 9-3 adesso, che prende adesso 6 punti di vantaggio. Servizio adesso di Serena Zingaro. Battuto su Blerona. Tasciolli. Aurora Bonafini per Emma Galbero. Disinnescato l'attacco da Lancini. Lancini a lei ad attaccare. Salva Bellini. Bonafini. Ancora Emma. E stavolta non ce la fa Anna Rocca a salvare l'attacco. Quarto punto per la Rotoblas. E adesso al servizio Carlotta Petruzziello. Andiamo al servizio su Zingaro. Rimoldi. Salvata. Bonafini. Emma. Stavolta Anna Rocca la può prendere con abbastanza delicatezza. L'attacco. Emma Mura. Attenzione adesso. Rimoldi. Dall'altra parte Lancini. Pallonetto salva Emma Galbero. Carlotta Petruzziello su Serena Zingaro. Dall'altra parte pallonetto salva Emma Galbero 2 volte. Dall'altra parte adesso Lancini. Blerona. Carlotta dall'altra parte. Ancora su Serena Zingaro. Bracchi. Salva per poco. Peccato. Punto ancora di Lecco. Adesso il punteggio è di 10-4 per la squadra di Gianfranco Milano. Adesso al servizio per Lecco va Monica Rettani, che serve su Blerona Tasciolli. Alice Bellini. Attacco di Emma. Non va a buon fine. Rimoldi. Lancini. Salva Blerona, però deve concedere una free ball. E Rimoldi fa l'undicesimo punto, scusate. 11-4 adesso. Time out per Luca Parlatini. Allora ci riprendiamo un'altra pausa sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspettiamo.
Allora, siamo in diretta di nuovo in diretta ovviamente da Lecco. Siamo sul 11-4 a favore della formazione di Gianfranco Milano, che in questo secondo set ha preso abbastanza, diciamo, con merito le misure alla nostra formazione, che comunque è in piena emergenza, sta lottando anche con delle mascherine addosso, quindi è difficoltà, possiamo dire, quadruplicata per la nostra formazione. Però dai, nulla toglie che comunque dall'altra metà campo c'è comunque una formazione che ovviamente sta lottando per andare in Serie 2, quindi non sta comunque certo sicuramente dicendo per culo, come si dice, scusatemi la parola grossolana ovviamente. Monica Rettani al servizio. Arriva l'Ace. 13-4. Ovviamente Luca ha esaurito già i suoi 2 timeout, quindi per questo set dovrà far giocare le sue ragazze nell'ultimo modo che gli ha detto nell'ultimo timeout. Non ci sono altre possibilità. Palla out. Quinto punto per la Rotoblast. Adesso siamo sul 5-13. Servizio di Emma su Lancini. Lancini ad attaccare. Vincente l'attacco. 14 a 5 il punteggio. Servizio adesso nelle mani di Rimoldi. Impegni in rete. Sesto punto per la Rotoblast. 14 a scusate che anch'io sono un po' in difficoltà a respirare, perché anche che noi qui in tribuna dobbiamo parlare con le mascherine FPP2 addosso. Aurora Tomasi. Attenzione, attacco praticamente a Zè. Attacco con muro a 0. Sì, di Ilaria Garzaro. Vale il 15° punto. Servizio nelle mani della numero 3 Lancini. Blerona si deve impegnare per disinnescare questo possibile ace, e però Bracchi non si fa pregare, ne mette giù un altro. Una gran prestazione oggi di questa giovane schiacciatrice, 2002 addirittura, quindi appena ventenne questa ragazza. Ancora Lancini al servizio. Blerona a ricevere. Jessica murata da Garzaro. Alice chiede il tocco, che c'è. 7 a 16 il punteggio. Aurora Bonafini al servizio adesso per la Rotoblast. Tutto su. Oh, attenzione. Rocca concede una free ball, se riusciamo a sfruttarla con Carlotta. Ottavo punto, 8-16. Battuto su sempre sulla numero 10 Vittani. Bracchi. Martina Bracchi, un altro punto per lei. Adesso al servizio va la numero 12 Ilaria Garzaro su Alice Bellini. Bonafini. De Val subito. Salvano Garzaro in free ball. Bonafini. De Val
Serena Zingaro, l'attacco al centro di Lancini che non va a buon fine. Petruziello, murata da Bracchi. Free ball. Rimoldi, l'attacco. Bellini prova il muro. Per poco non si concretizza. Bracchi in mezzo a Petruziello e De Val. Mamma mia. 18-8. Martina Bracchi veramente sta mettendo giù palloni. Scusate, so che adesso sembro che sto passando dalla parte di Lecco per come sto commentando, ma veramente Martina Bracchi oggi sta facendo un partitone assurdo veramente, e non c'è nulla da obiettare su questo punto di vista. Bellini, provato l'attacco, rimoldi ancora Bracchi. Oh, nessuno se la chiama e qui è un errore purtroppo. Non stare anche un po' attenti. Vale il 19° punto per la Chai Tubi Picolecco, che adesso prende un vantaggio di doppia cifra. 11 punti. Servizio di Garzaro. Alice Bellini riceve Bonafini. Bellini ad attaccare pallonetto, murato, out da Serena Zingaro. E quindi 9 punto per la Rotoblast. Bellini adesso al servizio. Vediamo il servizio di Bellini su Anna Rocca. Rimoldi, palla in mezzo. Cambio per Lecco, esce Martina Bracchi per la numero 14 Marina Perego e esce Rebecca Rimoldi per la numero 8 Sonia Ratti. Mamma mia, sento un colpo durissimo sulle dita. E mi è rimasta la mano schiacciata tra la palla e le mani e il pugno di Andrea Zeni, per evitare di prendere questa palla sui computer. Sonia Ratti, il suo attacco viene disinnescato. Petruziello, vincente. Anna Rocca va a stamparsi sulla panchina, senza ovviamente conseguenze serie. Servizio di Jessica De Val su la numero 18 Serena Zingaro. Servizio, attacco murato da scusate, volevo dire attacco vincente per Lecco. E adesso 21-10 il punteggio. Cambio ancora per Lecco, esce Serena Zingaro ed entra col numero 16 Irene Lanzarotti. Servizio di Lanzarotti su Bellini. Tomasi salva nella metà campo Lecco. Pallonetto, non va a buon fine. Carlotta murata da Monica Rettania e Arianna Lancini. 22° punto per Lecco, che è sempre più vicina alla vittoria del secondo set. Galvero, murata. Bellini in bagger. Attacco 2 volte murate Emma Galvero. 23-10 il punteggio. Allora c'è da dire una cosa. Se questa partita era già complicata con tutte le giocatrici in campo, intendo le titolari e... Attenzione. Dicevo che se
questa partita era già complicata con tutta la squadra titolare e le riserve nostre. Scusatemi, parole bruttissimo. Riserve, le nostre squadre tesore. C'è il cambio per la Rotblast. Fa il suo esordio in Serie B1. Aurora Perger per Emma Galbero. Quindi esordio in Serie B1 per questa giovanissima ragazza cresciuta nel nostro vivaio bianco-rosso, che nell'ultimo periodo si è fatta le ossa anche in Serie C. Quindi un esordio anche nei campionati nazionali per la nostra giocatrice. Serve su Blerona Tasciolli. Aurora Bonafini. Proprio per Aurora il primo attacco è suo. E per poco non arriva al primo punto suo. Blerona. Carlotta salva. Bellini però non rischia, concede una free ball. Attenzione dall'altra parte per Trussiello. Superato il suo muro. Set ball per la Acciai Tubi Piccolecco. Sì, 24-10 punteggio. Servizio su Alice Bellini. Aurora Bonafini per Aurora Perger. Salva Rocca. Attacco pallonetto. Ancora a metà campo di Lecco. E chiude la set con Monica Rettani. L'Acciaio Tubi Piccolecco. 25-10 il punteggio. Quindi si conclude anche questa seconda frazione dominata dalle ragazze di Gianfranco Milano. E adesso pausa per gli sponsor e torniamo tra poco. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the take you. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? 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 Do you feel your bones
Secondo set concluso per 25-10 a favore della Chai 2B Piccolecco, che è adesso al servizio per l'inizio di questo terzo set. Speriamo che non sia l'ultimo.
magari la nostra squadra riuscirà a fare un colpaccio, diciamo così, con l'emergenza e quello, a fare un miracolo. Bonafini, primo ace. Aurora Bonafini 1-0. E possiamo dire che già un miracolo è avvenuto. Dopo 3 set, il primo punto del set non è a favore delle avversarie. Bonafini, ancora lei al servizio. Zingaro, Bellini, sì, 2-0. Il punteggio. Ancora Bonafini al servizio per la Retroblas. Bracchi. Poi Tira piano. Tira piano. qua si fanno battute, però la prima palla che tocca Martina Bracchi la trasforma in oro o in diamante, possiamo dire così. Blerona, Bonafini, attacco di Bellini, vincente 3-1. Servizio ancora di Bellini. Servizio stavolta out. Adesso 2-3 il punteggio. Adesso al momento sta andando a servizio la MVP dell'incontro momentanea, Martina Bracchi. Infatti prepariamo le maniche qua, che ha tirato anche abbastanza piano, possiamo dire. Petruzziello, Bracchi, murata da Galbero. Servizio. Emma. Zingaro, vincente l'attacco. Tre pari. Non ha mai attaccato. Bracchi, Bracchi servizio su Belerona, Tascioli, Bonafini. Murata nella metà campo. Palla per la attenzione. Zingaro, Murata, vincente. Oh! Non ci voglio credere, un'altra volta. Attenzione, Bracchi. Stavolta salva Bonafini. Zingaro, Murata. E stavolta è vincente. 4-3 il punteggio. Mamma mia, però. Un altro errore che non ci stava. Stavolta, dopo due errori, stavolta. Deval al servizio su Zingaro. Rimoldi al centro, Bracchi da sola. Mamma mia, buona fine, cosa di disinnescato. Galbero, pallonetto un po'. Questa volta ho dovuto io disinnescare una bomba. Il silenzio. L'attacco, se non erro, era della numero 5. Monica Rettani, ovviamente ringraziando il prezioso aiuto di Andrea Zeni, che me l'ha annunciato. Servizio. Scusate, 4 pari. E adesso è 5-4 a favore della Rotoblas. Carlotta, Petruzziello. Servizio di Carlotta su Zingaro. Lancini. Belenona ci ha provato, però non va nella metà campo avversaria, ma purtroppo si spegne out.
Di nuovo parità, 5 pari. Ora al servizio va Rettani, numero 5. Su Blerona Tasciolli, palla a metà campo, avversaria. E Ilaria Garzaro non si fa attendere il suo attacco. E vale il 6-5. Primo vantaggio del set per Lecco. Garzaro, che è proprio lei la veterana di questo formazione, 1986, rispetto a tutte le altre che in confronto arriva l'ace di Monica Rettani. Stavo dicendo che forse time out per la squadra di Luca Parlatini. Sì, pausa sponsor e torniamo. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola, qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri, qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Di nuovo in diretta dal centro sportivo Albione di Lecco. Siamo sul punteggio di 7-5. L'ultimo ace è stato firmato da Monica Rettani. Vediamo il suo servizio. Battuto su Blerona Tasciolli, Aurora Bonaffini, Petrusielli in pallonetto. Prende la palla Rimoldi. Attacco Blerona e Bellini. Free ball. Dall'altra parte Garzaro, però stavolta il suo attacco non va a buon fine. Emma vincente. 6-7 il punteggio. Servizio di Emma Galbero. Servizio su Lancini. Lancini ad attaccare e stavolta non c'è il tocco. Infatti stavolta confermato che non c'è il tocco. Quindi di nuovo parità al palazzetto Bione. 7 pari. Emma Galbero. Serve su Lancini. Ancora Lancini ad attaccare. Murata da Bonafini. Dall'altra parte Bracchi, pallonetto. Bellini, Bonafini, Petruziello. Attenzione. Landini ad attaccare. Non va a buon fine neanche stavolta il suo attacco. Galbero al centro. Galbero al centro. Vale l'ottavo punto. Di nuovo vantaggio Rotoblast. Servizio ancora di Emma su Zingaro. Landini, pallonetto, salva Carlotta, Petruziello, Bonafini dall'altra parte. Bellini, Murata, Carlotta a salvare, Bonafini ancora dall'altra parte per Bellini. Vincente. Alice Bellini, il pallonetto vincente. 9-7 il punteggio. Time out per Gianfranco Milano. Pausa e torniamo tra poco. Nove a 7 il punteggio. Out discrezionale del terzo set di Gianfranco Milano. Rientrano le squadre in campo. Siamo pronti allora per riprendere il gioco. Con al servizio la nostra capitana Emma Galbero.
Pronto il suo servizio. Con l'audio del net finisce nella metà campo avversaria. Bracchi! Insomma, Bracchi in tutti questi punti non si era vista e adesso è ritornata a segnare. Veramente Martina Bracchi, pochissime sono state le palle che non ha toccato, che non si sono trasformate in punti. Servizio di Rimoldi. Tommasi deve mandarla dall'altra parte in free ball. Bracchi da sola. Martina Bracchi, anche fortunata Martina Bracchi stavolta. Infatti la sua faccia io l'ho vista. Forse da voi dalla vostra inquadratura non l'avete vista, ma io ho visto proprio che non aveva un'espressione proprio, ha tirato un sospiro di sollievo. Veramente, perché col muro a muro zero praticamente ha rischiato veramente il cappotto. Bellini. Invasione. Ah no, è passata non si è capito niente. Allora, palla out, poi portata. 10-9, quindi torna in vantaggio la Chaitubi Picolecco. La palla è passata oltre l'asta. Ovviamente le palle oltre l'asta ovviamente è campo out. Petrusiello. Ottimo l'attacco di Carlotta. Parità di nuovo, 10 pari adesso. Quindi dopo 20 azioni il punteggio al momento è fermo sul 10 pari. Scusatemi, non era mia intenzione farlo. Aurora Tomasi al servizio. Ace! Di nuovo vantaggio della Rotoblast, 11-10. Con Aurora Tomasi, autrice dell'ultimo ace. Servizio ancora di Aurora per la Rotoblast. Rimoldi e Lancini, volevo dire ace un'altra volta. Secondo ace. Aurora Tomasi 13. No, scusate, 10-12 a favore della Rotoblast. Vediamo il servizio di Aurora. Stavolta su Rocca. Rimoldi. Bracchi, Murata da Bellini. Ancora Bracchi. E stavolta passa in mezzo alle mani di Deval e Bellini. Sì. Infatti è quello che ho detto puro Bellini. Bellini Deval. Servizio. Oh, attenzione, Bonafini. Scusate. Pallonetto, telefonato. Invasione contro la Chaitubi. Chiamata l'invasione dal secondo arbitro Antonelli. Nonostante l'attacco fosse stato murato, però c'è stata l'invasione. Bene così, dai. 13-11 il punteggio. Bonafini al servizio su Zingaro. Rimoldi al Bracchi. Deval! È il primo punto. È il primo punto che viene murato a Bracchi. Anzi, il nostro scout mi ha corretto. In realtà è il terzo muro di Bracchi. Probabilmente. Attenzione Bonafini su Rocca. Zingaro. 15-11. Più 4, attenzione. Aurora. Attenzione. Aurora mi sa che sta chiedendo il cambio di palloni, infatti. Ok. Time out di Gianfranco Milano. Pausa e torniamo tra poco. Fa piacere.
Palabione di Lecco. Una delle trasferte più complicate della nostra stagione. Anzi, se non la più complicata della stagione fino a questo momento. Però questo terzo set al momento lo stiamo conducendo per 15-11. Bonafini, Zingaro, Rimoldi, Zingaro, Murata. Peccato, Murata out di Deval. Peccato perché se andava subito in basso probabilmente questo sarebbe stato punto. Invece è andata dritta per dritta verso l'angolo. Adesso 12-15 il punteggio. Servizio su Bellini. Bonafini, Bellini da ferma, pallonetto, però non gli si chiude l'attacco. Bracchi. Muro out di Petruziello, non basta. Punto ancora per Martina Bracchi. Tra un attimo mi faccio dire dal nostro Andrea Zeni quanti punti ha totalizzato fino adesso Martina Bracchi. Penso che almeno una quindicina da sola li ha messi giù. 13-15 adesso il punteggio. 17. Non ci sono neanche andato troppo lontano. Garzaro. Servizio su Blerona Tascioli. Bonafini dall'altra parte. Carlotta Petruziello. Salva Lancini. Attacco in pallonetto di Serena Zingaro. Blerona. Bellini, Murata. Bonafini deve salvare Petruziello. Bellini ancora. Salvato miracolosamente, credo, Landini. E stavolta l'attacco di Zingaro è vincente. E adesso però stava per compiere il miracolo la Roto, ma stavolta non è andata a buon fine. E quindi adesso c'è solo un punto tra le due formazioni. Time out per Luca Parlatini. Pausa sponsor, ritorniamo tra poco. Allora, pari. C'è solo un punto tra le due formazioni, 15-14 adesso. E i timeout sono stati tutti usati, quindi da adesso in poi si giocherà carte scoperte. Petruziello, il suo attacco non è andato a buon fine. Zingaro, pallonetto. Mamma mia, è andata benissimo. Rettani ha provato l'attacco velocemente, gli si è ritorto contro perché la palla si spegne nella rete avversaria. Quindi 2 punti adesso, 16-14. Alice Bellini al servizio ora per la Rotoblas Volano Volley. Vediamo il servizio di Alice. Zingaro a ricevere. Bracchi. Mamma mia, un'altra bomba di Martina Bracchi. Punto numero 15 per la Acciai Tubi Picolecco. Martina Bracchi. Squaladio del net. Bonafini. Petruziello chiede il tocco che non c'è. Quindi di nuovo parità. 16 pari adesso. Martina Bracchi al servizio. Ancora lei per la Acciai Tubi Picolecco. Servizio su Blerona. De Valle al centro. Murata da Rettani. Di nuovo vantaggio per la Acciai Tubi Picolecco. Intanto mando un saluto al mio amico che ha riconosciuto una gaffe ricordando un grande attore che purtroppo è scomparso l'anno scorso, Gianfranco D'Angelo, confondendolo con Gianfranco Milano. Questo contento di avergli lasciato una piccola gioia. Carlotta Petruziello, attacco out. Adesso 18-16. Adesso è salito forse un pochettino di nervosismo nella nostra metà campo.
dopo aver avuto un grande vantaggio. Servizio di Bracchi, ancora su Blerona. Emma, stavolta vincente l'attacco, Emma Galbero. 17-18 allora, quindi torniamo anche noi al punto. Jessica De Val al servizio per la Rotoblas. Servizio su Anna Rocca. Rimoldi, Zingaro, vincente l'attacco. 19-17 il punteggio. Adesso al servizio dovrebbe andare, credo, Serena Zingaro. Però c'è il cambio. Entrerà Lanzarotti, Irene, proprio per Serena Zingaro. Quindi andrà, scusate, quindi andrà al servizio proprio Ilaria Lanzarotti, che ha preso il posto di Serena Zingaro. Servizio su Blerona Tasciolli, Aurora Bonafini, Emma Murata, ma nella metacampo avversaria. Quindi adesso il punteggio è di 19-18. Rientra Serena Zingaro per Lanzarotti. Adesso Carlotta al servizio. Impegni in rete. 20-18 punteggio. Servizio di Rettani su Blerona Tasciolli, Bonafini, Magalbero, salvataggio miracoloso di Zingaro, Lancini, Bellini, Bonafini, Galbero, invasione contro, sì. No, non so chi, ma che dove. No, ha fischiato, è a favore nostro il punto. 20-19 quindi, fischiata l'invasione contro Piccolecco. Adesso il servizio a Emma Galbero. Con l'ausilio del net, Zingaro. E sbaglia anche Garzaro. 20-20. 20 pari. Emma Galbero, ancora lei al servizio per la Rotoblas. Volano volley. Ancora su Serena Zingaro. Pallonetto. Ci ha provato Carlotta. Non è bastato purtroppo. 21-20. Servizio di Rimoldi su Alice Bellini. Bonafini. Ancora Bellini proprio ad attaccare. Murata da Bracchi. Bonafini. Ancora su Bellini, ma stavolta è vincente. 21 pari. Servizio Aurora Tomasi. Battuto su Lancini. Rimoldi. Bracchi Murata. Bracchi Murata. Bracchi Murata. Monster block, 21. monster block. 22-21. Aurora Tomasi. Ancora lei al servizio. Pronto il servizio. Su Rocca. Attenzione. Attenzione. Invasione contro la Rotoblas. Di nuovo parità, 22 pari. Attenzione. Servizio adesso di Lancini. Servizio su Magalbero. Bellini. C'è il tocco. No, non c'è il tocco.
Peccato. 23-22. Adesso torna in vantaggio Lecco, che è a 2 punti dalla vittoria della partita. Servizio su Blerona Tasciolli. Bonafini dall'altro Bellini. Si spegne in rete il suo attacco. 24-22. Adesso c'è 2 palle match per la Chaitubi Picolecco. Comunque vada, forse la sto dicendo un po' preso, però comunque vada, so che non è una consolazione, ma con questo terzo set usciremo a testa alta usciremo a testa alta lo stesso. Tasciolli, Bonafini, De Vali in pallonetto, attenzione, la palla per chiudere Zingaro. Bellini salva, Bonafini, Galvero al centro, salva e Lancini. Brachi per chiudere in pallonetto, salva! Ha salvato Tasciolli. Non è ancora finita. Zingaro, Usiglio del muro, Bonafini, Bellini in pallonetto, Rotta ancora per chiudere. Finisce qui la partita 25-22. Allora direi che nulla da dire, la Rotoblast ci ha provato con tutte le unghie e i denti. Non è bastato alla formazione di Luca Parlatini per portare almeno la partita al quarto set. Comunque in questo terzo e ultimo set di partita ci hanno messo cuore e anima e non è purtroppo bastato. La Chaitubi Picolecco batte la Rotoblast Volano Volley per 3-0. Comunque, nonostante ciò, con l'emergenza, le mascherine e tutto, 2 set li hanno comunque giocati tutto sommato provandoci, quindi comunque applausi della tifoseria della nostra formazione, veramente. Comunque le ragazze hanno salutato comunque tutti i loro tifosi, quindi dai. Allora, noi siamo in chiusura. Tanto ringrazio Andrea Zeni, che ancora oggi mi ha dato un grande appunto. Direi che l'MVP di oggi, Martina Brachi, con un totale penso di 20 passapunti. Passano anche sotto le nostre postazioni. Saluto anche Alan Berloff, il nostro regista. L'appuntamento è sabato prossimo all'Arena Biancorossa contro Trescore Balneario, quindi un altro gran match. Ricordiamo che all'andata siamo riusciti a espugnare il loro palazzetto per 3-2, però adesso ci sarà da... Mando un saluto anche alle nostre ragazze che sono rimaste purtroppo in emergenza. Noi chiudiamo qui la diretta. Sabato prossimo, da parte di Lorenzo Minacapelli è tutto. Buonanotte a tutti.